tutti quelli che ci stanno vedendo e ascoltando e salutiamo anche i nostri ospiti. Alla mia destra Luigi Ugone di Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Sì, buongiorno, buongiorno. E l'avvocato Francesco Ternullo, che è uno dei consulenti dell'associazione di cui Luigi Ugone è presidente. Buongiorno. Stiamo facendo questa intervista, questo incontro, questo approfondimento rapido su un argomento che era un argomento poi centrale dell'assemblea di sabato scorso al Palasport di Vicenza. Ma perché? Perché nella nostra registrazione è saltato una parte di audio, proprio quella relativa a quello che spesso Ugone aveva invitato a prendere in considerazione come il punto focale dell'assemblea. È saltato, lo rifacciamo perché è giusto, ce l'hanno chiesto a noi, i nostri telespettatori, l'hanno chiesto anche a noi, hanno sollecitato, e quindi lo facciamo anche per chiarezza. Ecco il perché ci ripetiamo, anche se ripetersi in questo caso comunque non è mai male. Intanto vorrei, grazie per essere venuto Luigi Ugone, vorrei che lei ricordasse rapidamente un altro punto focale dell'assemblea di sabato scorso, il perché farlo e come insinuarsi al passivo delle due banche in liquidazione coatta amministrativa. È un modo gentile per dire in fallimento. Prego. Sì, allora, come abbiamo ricordato durante l'assemblea, è importante insinuarsi al passivo, anche se la procedura è lunga e ha una data di definizione lunga, per il semplice fatto che è un atto dovuto per dimostrare di avere un diritto leso, ed è un atto dovuto nei confronti della banca. Tutte le associazioni più rappresentative, più coerenti nella lotta alla tutela dei risparmiatori concordano sul fatto, e noi concordiamo, che l'insinuazione al passivo sia un atto dovuto per dimostrare alla banca, a noi, al sistema e allo Stato, al governo che ha fatto il decreto, che ci sono ancora degli azionisti che si sono visti azzerati, tolto tutto, e che ritengono di avere diritto, e noi lo riteniamo, ne siamo convinti, a un risarcimento e a un rimborso per tutto quello che hanno perso all'interno della banca. Lo ringrazio, poi passeremo anche sempre sul nostro canale streaming, ma anche sul nostro canale on demand su YouTube, anche la parte di assemblea l'abbiamo estratta dalla registrazione totale, quella che spiega come insinuarsi al passivo, e quindi potrete anche vedere in dettaglio come fare su questo video a parte. Bene. Andiamo a quello che lei spesso all'inizio ha detto: attenzione, rimanete fino in fondo, perché in fondo c'è la vera novità di questa assemblea. Devo dire, da giornalista non di parte, ma ormai quasi esperto in questo settore, che condivido completamente questa vostra scelta, perché la stiamo portando avanti anche noi da un bel po' di tempo, una volta individuato giornalisticamente, perché non è il nostro compito fare i giudici in altre aule, ammesso che mai queste aule porteranno a delle conclusioni. Dopo aver dimostrato che comunque chi ha gestito questa banca l'ha gestita in maniera rovinosa, a prescindere da quelle che poi sono state le normative europee e italiane, una volta dimostrato questo giornalisticamente, ripeto, l'attenzione nostra di Vicenza Più si è incentrata, e stiamo andando avanti sempre di più su questo argomento, sulle responsabilità di chi non ha vigilato, di chi ha mal vigilato, oppure di chi addirittura ha portato le banche a fare certe cose piuttosto che un'altra per dei disegni ad oggi ancora imperscrutabili. Quello che chiamiamo il sistema in questo mondo globalizzato non ha un volto, non ha una faccia, ma plasticamente si va a concentrare in un nome, Banca d'Italia, in due nomi, Banca d'Italia e Consob. Io metto prima Banca d'Italia perché è una compiti ancora più grossi. Ecco, ma fatta questa premessa doverosa, perché noi Vicenza Più è in questa linea di impostazione, ed è dura ed è difficile ed è più pericolosa che non quella percorsa evidenziando gli errori e le malefatte delle banche medie, ma anche di altre banche, non soltanto queste. Ecco, è questa che ha esaminato e ha illustrato l'avvocato Ternullo. Non anticipo nulla, ma l'abbiamo scritto, ma vorrei che lui ci raccontasse cosa è andato a fare in particolare e perché. Certo, anzitutto dobbiamo dire questo, anche all'integrazione di quello che ha detto il Presidente, che i risparmiatori soci non sono automaticamente creditori. Quindi per diventare creditori devono fare la domanda e devono essere riconosciuti tali. Ecco perché noi insistiamo, e l'associazione insiste, affinché venga fatta la domanda di insinuazione al passivo della liquidazione per avere questo riconoscimento. Ed è indispensabile farlo. In secondo luogo, siccome, come giustamente ha detto lei,
e purtroppo gli esiti di questa domanda sono alquanto incerti, i tempi altrettanto. E comunque è corretto individuare eventuali altre responsabilità in quest'ambito. Noi ci siamo focalizzati nel cercare di comprendere quale fosse il ruolo degli organi di vigilanza, in particolare di Banca d'Italia e di Consob, in questi due istituti veneti che hanno subito la sorte che conosciamo. E nel caso di Banca d'Italia noi sappiamo che già dall'inizio del 2000 aveva un certo monitoraggio sulle banche, in particolare sulla Banca Popolare di Vicenza, e quindi riteniamo che non potesse essere all'oscuro di certi comportamenti che già allora erano emersi anche dalle ispezioni che poi sono state diciamo, effettuate nel tempo, e così come da documentazione che adesso possiamo esaminare, perché all'esito anche del procedimento penale, quindi la conclusione delle indagini, possiamo contare su documenti che prima non avevamo. Ecco, da questo e da altro abbiamo ritenuto che ci siano le possibilità di agire nei confronti di questi enti di vigilanza, in particolare Banca d'Italia e Consob, e quindi con azione civile che verrà impostata diciamo, tenendo conto di profili di soci risparmiatori che siano fra loro omogenei, e quindi saranno azioni cumulative civili che verranno fatte nei confronti di questi istituti, facendo valere il diritto di risarcimento di questi soci risparmiatori per l'omessa vigilanza di questi enti, o comunque la non corretta o non completa vigilanza di questi enti nei confronti delle banche. Ecco, lei è stato molto chiaro, io traduco, ma non serve tradurre in questo caso, ma ribadisco più che altro. Sostanzialmente l'associazione, noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, con altre associazioni, poi magari qui faremo fare un intervento anche a Ugone su come si stanno comportando le varie associazioni in questo momento, insieme al legale, all'avvocato Ternullo e agli altri legali che affiancano l'associazione, ritiene che fatti i passi obbligatori di insinuazione al passivo, perché comunque va fatto a propria tutela, che qualcuno stabilisca che si ha diritto a un credito, comunque è un atto dovuto di volte, ma richiederà tantissimo tempo. Abbiamo anche detto, se è stato detto in assemblea, e condivido anch'io, che non è affatto scaduto il termine per insinuarsi al passivo. Questo termine scade 60 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del governo. Chi dice il contrario, chi dice che è stato già pubblicato, dice ho una chiara falsità, perché questo decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta. E questo è strano, onestamente. È stata pubblicata semplicemente una comunicazione di Banca d'Italia che comunicava l'esistenza di questo di fatto, di questo, e la nomina. Tra l'altro non è stato pubblicato, non vorrei sbagliarmi avvocato, non sono stati pubblicati neanche i due decreti attuativi, no, 385... Sono quelli che non sono stati pubblicati. E senza quei due decreti, quindi correggiamo il titolo, precisiamo, sono due decreti che rendono esecutivo il decreto, sul 385, vado a memoria, e il 386, uno di 185. Non sono avvocato, quindi 185 e 186 che tra l'altro noi abbiamo anche pubblicato sul nostro sito, che esistono ma non sono stati pubblicati, di conseguenza legalmente non ci sono, e dalla pubblicazione ci sarebbe da chiedersi perché non vengono pubblicati, forse per allungare i tempi, perché più si allungano i tempi più qualcuno si stancherà e non chiederà denaro. Allora, torniamo al discorso centrale, Banca d'Italia, perché Banca d'Italia, al di là di dietrologie, evidentemente non ha esercitato controlli efficaci per impedire che avvenisse quello che è avvenuto. Banca d'Italia, sostiene l'avvocato, noi giornalisticamente siamo d'accordo con lui, aveva tutti gli strumenti per controllare, anzi ha fatto delle ispezioni conoscendo anche alcune problematiche, e probabilmente, uso questo probabilmente per carità di patria, probabilmente non ha visto o non ha voluto vedere quello che era chiaro. Ricordo soltanto un documento iniziale che è il memoriale di Antonio Grassano, un direttore generale di Popolare di Vicenza, che quando decise di andare via perché non condivideva la gestione di Gianni Zonin, affermava lui ufficialmente in questo memoriale, consegnò un rapporto al presidente di Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, a tutti i consiglieri del consiglio di amministrazione della banca, al presidente del collegio dei sindaci, Cavalieri, e questo documento è arrivato nelle mani anche di Banca d'Italia. Poteva essere giusto o non giusto, ma sicuramente ha avuto gli strumenti, le sollecitazioni e le sollecitazioni per controllare. Allora l'avvocato dice, siccome Banca d'Italia in primis
Consob in secundis e in terza parte anche KPMG, che è una società di divisione, non hanno fatto quello che loro dovevano fare, hanno contribuito o determinato il dissesto, per cui sono responsabili o corresponsabili, certo. E quindi ci rivolgiamo a loro. Io aggiungo, vi rivolgete a loro anche perché, siccome quando c'è un danno così consistente, qui parliamo di non di 100.000 euro, parliamo di qualche miliardo, mettiamola certo, così, no? Sì. Qualche miliardo, sì. Bisogna anche andare a chiedere a chi li ha. Oggi chiedere la liquidazione alla LCA si può fare e va fatto, ma non si sa quanto avrà certo. in cassa e quanto. È proprio quello il problema è proprio quello. Mentre se venisse riconosciuto dai giudici civili che Banca d'Italia e gli altri sono responsabili, voi capite, non c'è da dirlo, Banca d'Italia ha tutta la capienza, direbbero bancariamente, per soddisfare certe richieste, certo. Perché per esempio Banca d'Italia, a parte la sua ufficialità, è partecipata da tutte le banche italiane. Quindi certo. Una motivazione, poi passiamo a Luigi, una motivazione è anche la responsabilità oggettiva che volete che venga stabilita in un tribunale, e secondo che nel caso che ci sia questa responsabilità sicuramente Banca d'Italia è capiente. È capiente per il risarcimento, esatto. Ecco, vorrei solo aggiungere una cosa, che la conclusione delle indagini penali che evidenziano un reato a carico della Banca d'Italia e della Consob per impedita vigilanza non sono ostative, non sono incompatibili con la nostra azione, perché la conclusione delle indagini riguarda un fatto soltanto, e cioè quello dei finanziamenti cosiddetti baciati. Certo. Quindi solo in quel caso il Procuratore della Repubblica ha detto che vi è stato un nascondimento, o comunque la Banca d'Italia, è stato impedito alla Banca d'Italia di fare la verifica, ma solo con riferimento a quell'aspetto specifico. Noi invece allarghiamo l'indagine a tutti gli altri aspetti, cioè a come sono state condotte le campagne di aumento dei capitali e quant'altro, insomma l'aggressività. La quantificazione del reale patrimonio di vigilanza e tante altre cose. Quindi ben alto rispetto a quell'aspetto specifico. Vorrei fare un'ultima domanda a lei, poi ripassiamo al Presidente. Io ricordo un fatto che lei conosce certamente, quando è arrivato un ente terzo, chiamiamolo così, a controllare le banche europee, quindi anche quelle italiane, BCE, io ricordo una data fatidica, ottobre 2014, in quel controllo risultò che lo stress test era stato superato da Veneto Banca e non era stato superato da Popolare di Vicenza. Di questo forse doveva accorgersi anche Banca d'Italia prima, no? Dobbiamo dire che i funzionari cosiddetti inviati dalla BCE, altro non erano che delegati della Banca d'Italia, quindi più o meno gli stessi funzionari che prima controllavano ordinariamente. Hanno cambiato cappello. Cambiando cappello, nell'arco di 2 o 3 settimane si sono accorti di tutto, mentre prima non si sono accorti mai di nulla, quindi questo ci fa pensare che evidentemente... Fa riflettere, farà riflettere qualche giudice con i documenti che porterete a supporto. Ricordo a chi ci sta ascoltando che comunque sono cominciate per fortuna azioni in altre parti d'Italia contro Banca d'Italia, perché addirittura ci sono delle indagati o condannate addirittura commissari di banche nominati da Banca d'Italia, quindi c'è una causa in corso, c'è un esposto in corso da parte di un ex amministratore di BIM contro Banca d'Italia, quindi penso che sia un filone che è molto molto interessante, non solo giornalisticamente, ma soprattutto perché i soci rientrino di quello che hanno perso. Due cose hanno perso, così poi passo la parola a lei e la faccio parlare liberamente, visto che lei poche volte mi fa parlare liberamente nelle assemblee. Due cose, io ho notato che questa associazione sta perseguendo, vuol recuperare i soldi che i soci hanno pagato a questa banca senza più riaverli, ma vuol far recuperare anche quella che è la dignità. Soprattutto. Perché quando uno perde il denaro ed è stato truffato nella sua fiducia soprattutto, è stata toccata anche la piccola persona, il pensionato, il dipendente, l'operaio, non parlo delle grosse aziende che hanno strumenti di verifica e di decisione un po' più ampie, e quindi è stata colpita anche la sua dignità. C'è da dire che magari molti vicentini, forse troppi, hanno questa dignità e ci stanno male, ma non hanno la forza di uscire allo scoperto. Però lei i palazzetti li ha sempre riempiti mettendoci la faccia, e quindi io vedo due battaglie. Chiaramente ai soci interessa recuperare il denaro, e se recuperano il denaro recuperano anche la dignità. Penso che per lei sia anche, non dico prevalente, la seconda motivazione rispetto alla prima. Ci può raccontare un pochettino, questa è la mia lettura nei suoi confronti, se la può un po' confermare e smentire. E l'altra domanda che le ho fatto prima, così non mi allungo nelle mie domande: cosa ne pensa di cosa stanno facendo le altre associazioni, di cosa hanno fatto altre associazioni che hanno aderito alla transazione e cosa stanno facendo le altre che sono ancora attive?
Allora, rispondo a tutte le sue La domande, lascio parlare. rispondo a tutte le sue domande e voglio essere abbastanza preciso. Allora, quando una istituzione prende in giro e quindi abusa della credulità, no? Della sua funzione di istituzione, della credulità della gente che c'è, che gli dà fiducia, questo abuso umilia, no? La vittima, e dall'umiliazione è fatica alzare la testa e riprendersi. Questo è un atto di fatto sociale, no? E noi stiamo vivendo questo momento qui ora. Molta gente è stata umiliata nella fiducia e quindi fa fatica ad alzare la testa, anche perché molta gente non ha capito poi alla fine cosa è realmente successo. Noi sabato, nella riunione dove io mi sono permesso di interrompere democraticamente tutti, ho portato un ragionamento, no? Il ragionamento era Zonin, e abbiamo visto cosa ha fatto perché abbiamo portato le carte, ha fatto perché gli è stato consentito di fare. Da chi? Anche da chi, come diceva l'avvocato giustamente, non ha controllato. Abbiamo carte di Banca d'Italia, le abbiamo fatte vedere, quindi mentre molte altre associazioni, non tutte, ma molte altre associazioni fanno qua, noi prendiamo le carte, spendiamo tempo e denari per acquisire carte e le facciamo vedere, e siamo l'unica associazione. Ecco perché siamo più creduti e più grossi degli altri, perché mentre gli altri qua, noi facciamo vedere le carte di quello che riteniamo si possa fare. Nessun altro lo fa. C'è chi adesso sta dicendo non facciamo causa a Consob, non spiegano il perché, non fanno vedere carte, fanno solo bla bla, no? Noi facciamo una lotta di coerenza e di dignità. Allora, questo è il primo punto per rispondere alla prima domanda. Dopodiché le dico, abbiamo visto anche che molti altri studi a Roma, ad esempio lo studio Gentiloni che era ospite da noi, ma è stata tagliata quella parte per problemi di audio, che è legato al Premier, quello studio. Cioè, no? Non è legato per correttezza, ma il titolare dello studio è cugino di Gentiloni. Quindi dico, uno studio che prima di muoversi e prima di fare passi, diciamo, ci pensa non 10 ma 20 volte, no? Anche loro hanno fatto un esposto a Banca d'Italia sulla vicenda Veneto Banca, hanno portato la loro testimonianza, per noi era importante. È chiaro che per chi ascolta, l'esposto non era contro Veneto Banca, era contro Banca d'Italia. Sulla questione, la dottoressa è stata un po' evasiva in quella sua risposta. Sì. Sulla questione Veneto Banca, ecco perché è importante oggi, non solo perché noi abbiamo carte, no? Come dicevo prima, di Banca d'Italia, dove abbiamo fatto vedere che Banca d'Italia sa che Popolare di Vicenza era guidata in maniera verticistica già dal 2001, quindi non come una popolare ma come una SPA. Qui già c'è molto che non va. Bene, partendo da questo abbiamo capito che si possono fare delle cause, abbiamo delle altre carte della Consob, abbiamo acquisito un sacco di documenti. Bene, gli avvocati hanno detto siamo pronti, secondo noi si può partire, c'è la possibilità di portare a casa un risultato per tutti, facendo causa a Consob e Banca d'Italia perché paghino il danno che in parte hanno contribuito a fare. Bene, ma in questa maniera noi attacchiamo anche il sistema, perché questo sistema, non controllando, ha aiutato chi ha fatto danno alla banca a farlo nell'entità in cui l'ha fatto. Quindi oggi, e parlo dal punto di vista sociale, dal punto di vista pratico serve far causa a questi istituti? Secondo noi sì, perché si può portare a casa un risultato. Dal punto di vista sociale serve attaccare questi istituti? Assolutamente sì, perché se pensate voi oggi di poter, e noi non abbiamo nulla contro, ma attenzione bene a quello che si fa e come si sprecano e come si usano le energie. A scendere a Roma, a protestare o a chiedere, peggio ancora, a un governo che prima ha fatto il bail-in, quindi ha creato il problema senza salvare le banche, e poi ha imputato a noi e alle nostre tasche il salvataggio delle banche, andare a chiedere oggi, scendendo a Roma, a un governo cosa? Un fondo di solidarietà per le vittime? Cioè, lo sentite già dalle parole che c'è una dissonanza in questa situazione. Siamo tutti vittime, perché come abbiamo visto in assemblea il prezzo delle azioni non era quello che ci hanno dato, era molto molto inferiore. Quindi qui non c'è un fondo per le vittime, qua c'è da rimborsare della gente che è stata presa in giro. Quali sono le vittime? Tutti, e lo abbiamo visto nell'assemblea di sabato. Bene, se noi pensiamo di poter scendere a Roma a chiedere a un governo che ha i giorni contati, 3 mesi di tempo per fare la commissione, per fare nuove norme, tempo sprecato. Bisogna attaccare il sistema, oggi bisogna attaccare il sistema che ci ha portato qui. Come si fa ad attaccare il sistema? Bisogna attaccare Consob, Banca d'Italia e KPMG, perché ha responsabilità anche lei, ma soprattutto questi due enti. Dopodiché, e io rilancio la proposta che è scandalosa, ha fatto scandalo dappertutto, ma... Su questo ci torniamo dopo. Ho capito già cosa vuol dire. Le lascio il gran finale. Penso di aver capito cosa vuol dire. L'ho ascoltato, quindi penso che sia quello. Per chiudere, lato sinistro è la parte pratica, parte destra è pratica ma anche etica.
giusto? Sì. Non che l'avvocato non si occupi, Certo, lui è un tecnico. Lei ha detto che questa causa civile, queste cause civili saranno cause di gruppo e i gruppi saranno accorpati per omogeneità di motivazioni, di causa. Ecco, tecnicamente un associato di noi che credevamo alla Banca Popolare di Vicenza o un socio si reputi che abbia ancora diritto a fare queste azioni, perché non dimentichiamo che chi ha transato non ha più questo diritto. Esatto. E corre un grande rischio, perché se la legge Italia fosse applicata al 99% quella transazione dovrebbe andare in avvocatorio. Adesso non apriamo un altro, però chi ha transato non può fare più niente, perlomeno perché l'ha firmato non può fare più niente. Chi non ha firmato può aderire a questa iniziativa, deve comunque, lo ripeto anch'io, deve fare richiesta di insinuazione al passivo, nel caso in cui con le corrette motivazioni, supportato da un avvocato, questo lo dicevate anche voi in assemblea, perché è un fatto tecnico, nel caso in cui le sue corrette motivazioni non fossero accettate dagli interlocutori, quindi dalla liquidazione della banca, ha tempo anche per fare il ricorso. Capite che è necessario, fondamentale, ma sono tempi lunghissimi. Tornando c'è i soci della ex Banca Popolare di Vicenza o ex Veneto Banca, magari associati dell'associazione di Luigi Ogoni o comunque altri noi soci, che noi credevamo che cosa devono fare per rientrare in questi gruppi, a chi si devono rivolgere e come? Beh, si devono rivolgere all'associazione, consegnare la documentazione, se già non l'hanno fatto, ovviamente se sono associati avremo già tutto quanto, altrimenti rivolgersi, depositare la documentazione che sarà analizzata da noi legali e sulla base di gruppi omogenei, per gruppi intendiamo quelli che hanno fatto l'ultimo aumento di capitale, quelli che hanno fatto l'aumento precedente e magari anche l'ultimo, chi ha comprato o ha ereditato azioni negli anni dal 2000 in poi, chi aveva prima potrebbe dire di aver avuto una perdita di chance per il fatto di non aver potuto vendere in tempo le loro azioni. Non essendo stato adeguatamente informato. Esattamente, sulle circostanze, quindi tutti hanno una possibilità e vanno catalogati appunto omogeneamente per profilo. Noi faremo questa profilatura, dopodiché partiremo con le azioni. Quindi andare presso l'associazione, quelle che davano la Banca di Vicenza o quelle che reputassero corrette e fare questa azione invitando a chiedere i danni sostanzialmente a Banca d'Italia, Consob e KPMG. Li ho messi nella fila, che mi sembra che anche voi condividiate come importanza e come capienza, come possibilità di rispondere. Adesso io torno a lei perché so che lei ha detto una cosa, lei Luigi Ogone nel tempo ha sempre dimostrato di avere un piano B. C'è chi ha un lato B e lei ha un piano B. Lei ha detto è una battaglia anche etica, una battaglia per la dignità, quella per cui stiamo combattendo anche noi. Le ho detto prima che dopo la denuncia da parte di Zonin, adesso ce n'è arrivata un'altra per altri motivi, ma sempre legati al potere, no? Dalla regione. Zonin ci chiede soltanto 1 milione di euro. Adesso ci hanno fatto lo sconto perché la regione, ve lo dico in anteprima, ci ha chiesto 410.000 euro per un'inchiesta che stiamo facendo sui fondi per la formazione. Ma vabbè, in questo modo vedremo chi ha ragione, chi ci costa. Però, tornando un pochettino a lei fa questa doppia battaglia. Il piano B, io lo intravedo, forse, scusi se le scopo una carta. Lei dice che questa commissione d'inchiesta, e io concordo con lei, non serve assolutamente a niente. Anche perché, a parte che storicamente le commissioni d'inchiesta sono tipicamente chiuse con un nulla di fatto, perché anche sono sempre trattate calende greche, e quindi poi sono figli di compromessi e così via. Questa commissione, per come è stata istituita, dovrebbe arrivare a una conclusione entro 6 mesi dall'attivazione. L'attivazione non è stata ancora completata perché stanno giocando a chi nominare chi, a parte alcuni partiti, comunque alla fine non c'è questa commissione ancora insediata. I 6 mesi, fatevi i conti, siamo a fine settembre, io non so se fra 6 mesi, se basteranno 6 mesi per trarre alle prime conclusioni e non so se fra 6 mesi non saremo già vicini all'urna per votare, no? Quindi questa commissione non porterà risultati, se non tanti titoli sui giornali, magari di deputati, senatori che faranno tutti, cavalcheranno l'onda del noi vi difendiamo, e prima erano a cena magari con qualche amico di Banca Italia, perché anche loro erano inconsapevoli. Detto questo, condivido questa impostazione, le commissioni generalmente non servono a niente, questa non avrà neanche il tempo di servire, anche se volesse servire a qualcosa. Questo governo, dice lei, non bisogna chiedere niente, però qualcosa si può imporre, no?
Il piano B potrebbe essere che di fronte, faccio una domanda che lei non si aspettava, il piano B, poi le dirà anche cosa è disposto a fare, no? Che l'ha detto in fondo, no? E lo anticipo, questo le tolgo, ha detto sono disposto a vendere il voto se vengono rimborsati i soci della Banca Popolare di Vicenza. So che non è bello, ma io per questa battaglia vendo il voto a chi realmente fa rientrare i soci del denaro che hanno versato, non ipotetico. Il piano B può essere che è vero che questo governo fra un po' non ci sarà più, ma è anche vero che questo governo deve andare alle elezioni e quindi magari qualcosa si inventa dietro alla denuncia di un'istituzione potente e importante come Banca d'Italia e Consob, dietro a un ugone che dice io col mio voto che vale 3 milioni, diceva qualcun altro, perché moltiplicava i soci truffati di varie banche per le varie famiglie e così via, io sono anche disposto, lei ha detto vendere, sono disposto comunque a dire riconosco un risultato se il risultato arriva. Ecco, questo è il piano B o è il piano A questo qui? No, allora, le ho detto, il piano A è attaccare il sistema e il sistema si attacca attaccando i pilastri del sistema, questo è indiscutibile. C'è anche un lato politico. Allora, la politica, se avesse voluto fare qualcosa, visto che hanno creato il problema col bail-in e la finta soluzione a spese nostre con il decreto, se avesse voluto trovare un'altra soluzione per noi, lo avrebbe già fatto. Questo deve essere chiaro a tutti, è un dato di fatto. La Commissione, dice lei, non arriverà in tempo, lo dice anche la norma, perché devono dare il primo risultato entro 6 mesi. Il governo va a casa prima, quindi questa Commissione serve solo a spendere soldi, basta, e a fare pubblicità elettorale. Bene, partiamo dal presupposto che adesso, come ha fatto vedere l'ha pupato in queste ore, perché lo ha dichiarato, vogliono fare questo fondo per le vittime per chi non ha acquistato coscientemente le azioni. Bene, abbiamo visto dalle carte che abbiamo che nessuno poteva sapere qual era il valore delle azioni, quindi nessuno poteva comprare coscientemente, quindi siamo tutti vittime. Quindi chi parla di un fondo per le vittime lo fa solo per fare il gioco del governo e della politica. Qui bisogna rimborsare i 60 milioni, 30 e 30 che le due banche avevano destinato alle vittime, sono stati bloccati ma infatti questo è il paese delle promesse, adesso bisogna svegliarsi. La nostra proposta per tutte le associazioni oneste di coscienza, quindi con la coscienza libera, è questa: noi vendiamo il nostro voto a chiunque viene con un assegno, ci firma l'assegno per il rimborso per tutti gli azionisti che sono capitati all'interno delle vicende di Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Etruria, Bari. Questo è l'assegno, questo è l'ammontare, ve lo firmo. Momento in cui vengo eletto, andate ad incassarlo. Bene, il mio voto è suo. Io lo vendo, ma è moralmente corretto, perché piuttosto che venderlo o donarlo a un cantastorie, a questo punto è più etico venderlo. E io venderò il mio voto. Quindi lei cattolicamente è per la redenzione delle persone. Se il politico si redime promettendo di riparare il malfatto, è giusto votarlo a questo punto, no? Mi sta dicendo questo, lei con Don Torta diciamo crede che ci si possa pentire, no? No, io non credo e sono così poco credente che prima mi firmano l'assegno poi dono il voto. Crede che si possono pentire, insomma, no? No, io credo che possano capire che questa storia ci gioca un sacco di voti e quindi... Questo è un dramma, perché dire, è molto serio quello che abbiamo detto oggi. Assolutamente sì. È stato detto assolutamente qui. Ho cercato un po' di renderlo comprensibile, siamo andati più lunghi di quanto avessi previsto, ma penso che non abbiamo sprecato parole se non ribadendo certi concetti. Io vorrei lasciare tutti con un'ultima informazione / provocazione. Tanto sono sicuro che Luigi Ugone l'avrà già fatta, se non l'ha fatta la farà sicuramente, l'avvocato l'avrà già fatta anche lui. Allora, fate un piccolo conto, quando dice pagare, ci hanno costretto a pagare noi il bail-in, eccetera, eccetera, noi soci e così via. Io faccio una piccola cosa, è una domanda che mi faccio, devo ancora verificarlo, ma sono abbastanza certo, perché se rendo pubblica una domanda già metto l'idea della risposta, ce l'ho già. Nel caso in cui le due banche, parlo delle due venete, ma questo vale anche per altre banche, le 4 famose good bank, bla bla, eccetera, eccetera, e vale anche per altre, che ne vedremo altre cascare, tipo Banca Popolare di Bari e così via. Nel caso in cui quelle banche fossero fallite, e visti i tempi lunghi che ha preso la vicenda, forse era anche vantaggioso, non è facile spiegare qui perché che fallissero per tempo, perché se oggi la liquidazione avrà poco, forse qualche anno fa avrebbe avuto di più, perché nel tempo si marcisce, non è che si rifiorisce per come perlomeno è stato. Se prima era un giardino un po' raso, adesso è completamente marcio. Ma detto questo, nel caso in cui le banche fossero
fallite in qualunque epoca, comunque per legge erano garantiti i depositi fino a 100.000 euro. Parlo dal punto di vista clienti, non parlo dal punto di vista, spesso i soci erano anche clienti, anzi tipicamente erano anche clienti. Sicuramente tutti quelli o gran parte dei correntisti che avevano più di 100.000 euro probabilmente nel tempo, visto l'andazzo, penso che abbiano collocato quei loro importi in lidi più sicuri, diciamo così. Quindi probabilmente i conti correnti, tantissimi, sono miliardi che Intesa si è trovato in cassa, sia acquisendo di fatto l'asset buono di Popolare di Vicenza che l'asset buono di Veneto, si è trovato miliardi leggendo il contratto di conti correnti che immagino siano centinaia di migliaia, decine di migliaia di conti che avevano importi non così, sotto i 100.000 euro. Certo. Ugo lei sa benissimo che nel caso di Belin, sotto i 100.000 euro interveniva il fondo interbancario di solidarietà interbancaria, certo, che doveva pagare tutti quei soldi. Quindi parliamo di miliardi, tutti quelli che ha acquisito Intesa. La domanda che mi faccio io e che faccio soprattutto a voi, ponetevi questa domanda. Le due banche non sono fallite oggi, che fallimento, la liquidazione è un pre-fallimento. Se non fossero fallite, la copertura, la garanzia di quei miliardi andava in capo a un fondo che attualmente è vuoto. Quindi, quando si parla di sacrificio del sistema bancario che ha versato soldi in Atlante, io, come non userei il termine Intesa ha salvato le banche, perché le banche si salvano se continuano a vivere, ma le due banche sono morte, può aver salvato i dipendenti, una parte dei dipendenti, può aver salvato una parte degli affidamenti, per carità, però non ha salvato le banche, perché le due banche non ci sono più. Ecco, il fondo, abbiamo fatto sacrifici, tutto il sistema bancario, soci di Atlante, avrei dei miei dubbi, perché il sistema bancario, in quanto è quello che versa soldi in quel fondo, avrebbe dovuto versare ben più dei 3 miliardi e mezzo che sono stati bruciati nel frattempo. È una domanda che faccio a tutti voi. Vi saluto, tanto ci rivedremo sicuramente e speriamo di rivederci con qualche buona notizia, ma reputo che questa scelta strategica dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza sia così giusta che noi ci schieriamo con questa scelta e vi invitiamo a perseguirla. Grazie. 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 Grazie a voi.